attimo sul microfono. Bene, BCTV siamo in che si registrata del romanzesu che in Giulio Mele poi sa che era una raionata, il visto questa bella già Mazzines ed su ristorante suo in Bruxelles, poi noi siamo andare risse come teste te tipo di clientela alta, te tipo de pasto sacchete e così via, insomma, non a contare tutto. Ciao Giulio, ti salutiamo da questa idea che sta andando sempre alle minimanne, ma è sempre bici però. Buonasera a tutti. E te non sconta di questa esperienza tua che in cui in Bruxelles a cara su potere in cui non decidi in tutto e questo povero pastore dei biciclette sta sempre aspettando che da qui da questa Commissione europea gli arriva qualche cosa per lo rispingere, per lo animare. Beh, è una cosa che purtroppo che conosco benissimo questo problema, che io fino a 26 anni da chiuso pastore in Uzieris, azienda di famiglia. E perciò questo problema sul bisogno e del sottopagamento sul prodotto è diventato veramente una cosa drammatica. E in che purtroppo la decisione la spiccano con bene da terra nazione, di cui non si spinta a Canada dai politici che dai lobbyisti che no. Di conseguenza penso che noi siamo su un pacchetto dimenticato dai consulati. Dai consulati, vero? No? Non lo sconsidera una meta. No, non tanto, diciamo che contiamo spacco, forse per paziente che non difende, che non deve difendere, ma purtroppo la realtà è scusa. Come ti sei arrivato tu e giù? E cerca di non raccontare un po' l'esperienza tua, è un'esperienza particolare, cioè andare su vero sono tanto, che sono partito più o meno che a te, però ho tu attaccare particolarità rispetto a Sosate. Io sono partito nel 72, sono zio con Cainò Battista Merle, no? E venuto in vacanza che sa famiglia e insistiu naturalmente e una saizza era stata malaidata, hanno la ponata ascolta la sala Chisanete, io mi ho un viaggiato del turista e insomma anche la fattura a Bruxelles e gai a Poatto. Solo che so che mantano da che ne sono turista, che non si scusa, insomma, mi sono invertito dai campagna che per la verità mi paghi a Pacu e sono restati in hoc. Naturalmente in domo c'è un pacco drammatica da cose, essendo giudizio umano e tutto canto, poi tutto si sta arranzato. Sono arrivata in hoc e ho cominciato a bello a cercare travaglio, travaglio nuovo, che io non conosco nulla nell'Imba, nel mestiere, a parte la pastorizia, e ho cominciato in un ristorante a fare su cameriere, che ne schile a Ranzanne, e a bello ho cominciato a imparare, ho avuto la fortuna di accattare, di abbiamo un cliente che sono banchieri, e una via l'ha ponato se mi chiedeva finanziare, poi avere un ristorante dopo un annetto che Pinocchio, io che ne mestiere, che ne nuda, che ne limba, e questo mi ha dato tempo. E ho cominciato, ma io ho più mandato qua, invece è stata più veloce, ho cominciato praticamente su 74, 73, che avevamo aperto il primo ristorante che è un socio napoletano, e abbiamo dato un numero un po' particolare che è Tesano che è vestito questo souvenir famoso dal padrino e l'abbiamo dato, poi lo chiamavamo dal padrino visto che è di moda e che è restato da esempio, insomma abbiamo cominciato da. Poi ci siamo separati, io ho fatto il cammino mio, insomma, ho aperto tanto ristorante, chi è che infortuna, chi è che un po' spacco. Ne sono arrivato a una ventina a questo momento, insomma, nell'era aperta a Bruxelles. Però sempre e soprattutto il principale in questa zona dell'Unione Europea, insomma, che è una zona importantissima, è sempre su cui abbiamo battuto una clientela meta particolare, infatti il cliente nostro sono capi di Stato, ministro di Manera, ambasciata, giornalista, ha visto la zona che siamo, insomma, ecco, e di conseguenza i costi.
E a bella bello, mi sembra cercato di ammezzorare su mestiere, non si via che il cane denaro un paga da innanzi, insomma, ti manthanno, no, che stanno a bene, insomma. Ecco. A parte questo tre mesi di confinamento, che non sanno pacchetti rovinato, ma adesso che già in tutte le stesse cose. Quindi non ascolti uno del ristorante, mi No, sembra. diciamo che io non ho aperto tanto e poi una poenna che via di seguito. Io come so in occhi su padrino sempre, poi andiamo su Trese che inconnato il mio, uno la sorella mia in una zona marina in Belgio che se ne racconò, che Oh, no. è un altro che in due sconnato il mio, sono uno è connato in Muzzere mia e l'altro surato in Muzzere mia, andiamo, diciamo, andiamo il batto di famiglia. Però in occhi su ristorante al padrino su Sassola. In Perù che sul comune di Xelles, mi pare, o No, no? io sono sul comune di Bruxelles 1000, Bruxelles Centro. Io sono proprio Bruxelles. sull'Unione Europea e in Bruxelles Centro. Ovviamente il codice postale è il 1000. Casa Itesinarta, casa sede Spinelli, cosa è in Xelles, no? Sì, ma dipende, dunque, funziona così. Noi siamo la sede dei NOC su Berlemo, sul famoso sul Palazzo Cruciforme, un beson commissario, che sta a 100 metri dai NOC. Poi dopo best sul Consiglio europeo, che è in piazza Schumann. Poi dopo best sul Parlamento europeo, la sede di Bruxelles, che è in XL. Questo è sul Parlamento. Che Noi è abbiamo fatto una veramente. manifestazione in cui non schiavo tanto chi bistuesi, no, mi può rivolta a te, che mi sono rivolta su collaboratori della presidenza e sa regione, però Sì, amore di Osia, che non sono resistito a mi dare manco il numero di telefono del suo comune di Excel. Mi sono dovuto addirittura. rivolgere, certo, mi sono dovuto rivolgere alla delegazione spagnola, catalana in Bruxelles, per resistere a fare questa dimanda, per non dare questa piazza che beste in cui a Piazza Caracara Schumann e Schumann ha fatto una dare manifestazione. la piazza a fare una manifestazione che dobbiamo fare e dobbiamo bene sul vigile urbano e così via. E quindi spoccuso che Bruxelles è diviso in diversi comuni e che insomma questo comune che si chiama Xella Sacale. Excel sta a fianco. Bruxelles è divisa in 19 comuni, dove il comune ha una domo comunale, sindaco sono indipendente, però ne parte di questa grande Bruxelles, che possiamo narrare voi, no? Ma la zona principale, Stinocchi, non vediamo che il Bruxelles 1000, come in codice, dunque Bruxelles Centro, e che tutte le istituzioni, Parlamento, Senato e via di seguito sono in questa zona. Ecco, torniamo a quando tu sei il movito dai vizi, sei partito minoreggio dai vizi, pizzino da canto. Beh, io ho fatto già terza elementare in Bizza, ho fatto. Poi questa zona nostra, in Uzieri, in un villaggio che si chiama Sant'Antioco, hanno aperto questo villaggio e abbiamo fatto una scuola per sospizzino sul piso del suo pastore di questa zona, insomma. E sono arrivato in lì, ho fatto 2 anni che mi restano, ho fatto la quinta elementare, purtroppo ho fatto solo corso di scuola, che babbo mi chiedeva tranquillo, se nessun anno, insomma, io queria studiare, purtroppo non mi è lasciato hacker. Ecco, E, a babbo tuo e mamma tua, in modo tale che riescano a invece a ischinciarchi, insomma, ma va qualcuno che magari non li iscritti e te genere a babbo tuo e mamma tua alle famiglie io. beh, allora, e noi siamo questa famiglia di Manneddo, nato Quillone, Antonio Mele, Quillone, la famiglia Quillone, penso che la conoscano tutti, babbo se ne era Michele Mele, Notto Pigliette, e mamma è Caterina Sprone, e a un frate Pascala Sprone, insomma, che stiamo in Montemanno, io sono nascito in Montemanno, sono nascito una domenica che poi abbiamo il Veneto a Sol di Pisicillo, mi pare, Carsulai. Perciò. Con panzo di scuola, che come i canni di elementare. No, ma sono parlato troppo anni, questi anni, non è che mi lamento metto. Le Mastra Bahia, tenere a Samastra, in modo tale Non mi che lamento, francamente non mi lamento, ma mi lamento di un mastro, insomma, che ti invizia, che noi mastro mio, ma chi ne ha domo può briare a babbo, che noi è andato a studiare Pippino Pau, penso che è stato in Assinni che invizia Pippino Pau.
Sì, sì, sì. Insomma, i sedesimi mi lamento bene che mi dieta che ha un'enorme passione. Io sono sempre stato questa busacca appena di libro, non si tupa in campagna, batto un libro qua, insomma. Stai scricchiate con venga babbo e me andare a studiare, poi insomma non mi va mannato e è restato. Noi sul livello lasciamo perdere del padre padrone sul cinema de Gavino Ledda, ma non vi entra essa necessità de sal famiglia, insomma, chi manna una campagna sul fisso al manno, insomma, che poi viene de allevare pure lo schieni dopo. Infatti, Tesaraione, non è scritto una raione chi contro me, ma per carità, io ho proprio un'infanzia felicissima, mi sa famiglia mia. Però naturalmente poi essendo in Uzieri, in campagna, che da quinta elementare, praticamente a ogni anno, in Italia a quinta, ho cominciato a lavorare in campagna, in estate che sono partito. E può essere deciso di mandare a Giulio, per esempio, a studiare. Cioè, se hai deciso prima di partire tu, è che naturalmente è questo. Giulio non va a mettere Giulio è zio differenza. mio. Ah, Giulio è zio tuo. Giulio è il fratello babbo, Giulio geometra, Giulio Melli. Noi, Giulio, quindi sì, 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 ha poco compreso. Bene, e torniamo a questa attività tua. Nanne che in cui ti capita proprio di entrare in contatto con personaggi politici, che sono poi cose che decidono la sorte nostra, e ricevere qualcuno invece che è di una teraida, di un loco diverso e quindi esperienze, insomma, abbastanza buona. Non riesci a scontare qualche cosa di questa... Ah, sì, io da tantissimo anni da quando sono questa clientela che è bella bello, insomma, mi hanno prestato il lavoro. Ed encaiamo su presidente di Slovenia, che ne spesso, per esempio, a Boruk Taor, che è quasi sempre no, che già da quando è primo ministro, un su Orban, un su presidente dell'Ucraina, un su ambasciatore, che abbiamo un CD una dicchina di media. Los commissarios europeos sono clienti, il metacommissario sono clienti. Il giornalista Sarai, no, che è stato omissoro, insomma, da esempio, che hanno cambiato su che rappresentante Bruxelles, poi uno che smedita satiro, come il giornalista della Repubblica, no, che sa queste cose, sia da Argenio, sia Bonanni, se siamo più vicini uno di origine vistichesa, chi se ne è reato freddo, ma io senti su Corriere della Sera. E, insomma, questa clientela che è bella bella, si è formata e uno sai, ti incavato satiro e via di seguito e poi piace un certo tipo di numero e che questo numero ti spinge sempre a fare il meglio questo lavoro, non deve mai mollare, mai che ti sia arrivata qualche cosa, non si dice deve cominciare da nuovo, noi siamo impostati un tipo di lavoro, praticamente non si declina idee, scambiamo su la carta, su menu, cambiamo su suggestione nuova, si metta inventive. In modo che si sente non accade sempre la stessa cosa, che si stufa, si sente se tu non proponi cose nuove e via di seguito. Ecco, in questa maniera che noi lavoriamo. Sarte Osta, cosa che parte bicchiere fantasia, iniziativa e Assolutamente. Poi una cosa che noi curiamo moltissimo, una cosa che mette al ristorante, ormai sono perdenne, è l'accoglienza. L'accoglienza è una cosa molto importante. Noi se viene nel sociale attraverso tutto il Pavisor, tante la forchetta, tante cose sociali, abbiamo dei punteggi mediamente su 9,3, 9,4 su 10, dunque la media nostra, scusa, sono altissime, sono medie altissime, anche su Pavisor, siamo a battere in mezzo su Paichim, capite che cerchiamo sempre di andare da innanzi. Se io qualche mese che mi vino state a Bruxelles, su Sinne, ho dato il diploma come istruttore su quartiere europeo. E sono tutte cose che ti deve, insomma, ti spingono a fare il minimo, ti devi meritare. Queste sono persone che hanno questa importanza e hanno questa responsabilità. E sul ristorante come si comportano? Cioè, te aspetto, danno l'aspetto di avere questa responsabilità te go in manna?
Beh, assolutamente no, questa cosa si sente più facile a lavorare. Sono facili, comodo, non accettano qualsiasi cosa che tu gli proponi, ti hanno fiducia, ti danno veramente fiducia totale e sta a noi a non abusare e questa fiducia non la meritare. Ma sono, guarda, non va sempre, più manno sono, così in altri sono, più facile sono ristorazioni. Ridete, e questo zinarte ormai è una cosa connota, insomma, canto proso in artu est, canto prosata un approccio proso, insomma, accettabile, chi si sente. E questo Juncker, bel maienne, dai Juncker che ti giusto oggi. Oggi il Veneto a Merenare, il Veneto è chissà ambasciatore di Palestina, il Veneto a Merenare, ma semplicemente come noi sposisce, ma che l'ha rimpiazzato Ursula e regolarmente da nuovo presidente dell'Unione Europea e regolarmente no. Charles, sul presidente del suo Consiglio d'Europa è sempre Inoche Puru, che è un belga, che è l'ex primo ministro belga, Charles Michel. E sono questa gente che noi abbiamo prima di eso, abbiamo su chi prima di sé, chi è un polacco. E adesso polacco, io ben la prometto, sono stato sul primo aereo che hanno corrotto sul comunismo, aereo Mazowiecki, che ne ha sempre a Merenara Inoc, che è nato a Bruxelles, abbiamo Geremecche, che era l'ideologo di Solidarnosc, che è morto meschino in Germania, in un incidente di macchina. E sì, chi ne gala bene, l'ambasciatore di Polonia sono sempre Inoc e via di seguito. E questo è il tipo di clientela, uno ti va a satiro e questo numero si allarga, perciò denaro sempre, questa cosa più facile da lavorare con tutto sta sempre. Ta poate sare la domanda su di Juncker, non su di Ursula, che questo Juncker e ti connoto come uno uno poco craccoso, no? Hai compreso? È poco Beh, fuori magari sul travaglio, il ristorante è simpaticissimo. Sai, secondo me paziente, ma mettissimo paziente a questo livello che sui travagli solo sono che il cane, come teniamo in vizi. Poi arrivano a merendare, sono tutte un'altra persone, sono mette a posare a mano, mette a fuori, sono fuori dal contesto del lavoro, insomma. A me uniti e calmati e tranquillizzati. Esattamente. Sai, su mestiere mio, secondo me deve stare metà attento, fino a canottiere che non lo sponsor su una corsa a satiro, che sia distante, che in modo che uno non disturbi il satiro, che uno intenda su che una banca che non deve intendere su che una satira. Che deve essere una buona psicologia, insomma, se potremmo narrare. Renato Solo, che è un pacco seppur tutto particolare, beh, non la può mai, non che mai Ennetu. E che mi hanno proposto Metal Vias, ma non che il mai Ennetu, forse si creatoso, non è sicuro. È un pacco particolare, insomma, ecco. Però seppur è scritto piccare no è malo, ecco. No, suppongo, ma non può mai apito maniera di lo conoscere. Ascolta, ma sul periodo che bitti Mario Melis, tu hai già. Mario Melis ti do musuino. Vero. Veniva sempre a Inoc su zero, infatti poi volevamo su zero impari. E mi contato una storia che è stato avvocato, che è successo in Dome Cossello, mi pare, che ha morto un attimo, ha morto a Cogusi, noi scusate lammentas. E Mario Melis, avvocato di Cogusi, che l'ha dato difeso, e non si mi contato questo fatto, mi contai a te. Mario Melis è stato più dopo supplente, mi pare, come parlamentare europeo, così che parlamentare europeo, poi dopo con DR, seppur che si devia dimettere, è stato eletto che non ho contratto viene anche su Valdostano, e così via, insomma, però è stata una presenza, sai, Mario Melis, ma poi baitato usato, insomma, che tutte le cose che ha presentato in sa comunità europea, sul Parlamento europeo, e ti devo narrare che
insomma, è stato meta attivo, ecco, cosa che non ha questo sosato de altri parlamentari. No, no, ma è una persona formidabile, solo che Don Cesaro, che stiamo fino a salutare alle 3 di notte, mi manteniva a ragionare, che presidi, andiamo, state in che albergo, andiamo, tutti via, insomma, stiamo qua. E poi che non è a albergo che è proprio in XL, vicino a un Parlamento europeo, a albergo in Quindaisi, con Don Cesaro, che hanno in insomma, che lo è in Adesso il politico italiano non ha più tu metti in questa epoca, a cominciare dai che da Dimitta, da Coso, come che me lo sammento, Bella Bello, da Castagnetti, che erano tutti parlamentari europei, un altro socialista che è stato presidente sul Parlamento, mi pare. Non è che è stato Craxi, parlamentare europeo. No, Casti ormai fuori dall'Italia, ma socialista va poi tu come presidente, dunque Mario Monti, no, che ne ha regolarmente, d'altronde ha fatto zero di addio, l'ha fatto no che Mario Monti. Anzi, c'è un aneddoto che ti voglio contare, una di mi telefonata sul direttore generale di Mario Monti, che si chiama Philippe Lowe, che è un inglese, e me ne tienimi la saletta dietro che siamo in 8. Chi da arrivare? Mario Monti, che è abbastanza familiare, questo Philip Lowe, Bill Gates e il direttore generale di Microsoft in Europa, che hanno fatto che mi 100 milioni di multa per trust. Yes. E sono venuto a merendare e insomma una persona semplicissima, blue jeans, una camicetta così, insomma è una cosa abbastanza scioccante a vedere gli uomini che supporre questo mondo con tanta semplicità. Bill Gates, ma poi pensato via, ma noi state Sardegna forse uno ha pensato via normale su questo. E sono tutti questi personaggi, insomma, che proprio la fortuna di conoscere questo lavoro. Ed è sardo, chi è bervenneta in cui? Adesso sardo non tanto, adesso sardo sono uno che era notaio e che è parlamentare pure, perché hanno acte, normalmente ti se ne raiata. Il notaio è un piede. Sì, aspetta, va. Come il fughin da mie puro. E sei stato metà tempo consigliere regionale, sei assessore, che il vestito in questa legislatura, come non mi viene in mente, manca a me su nome, però una persona interessante però. Era molto interessante. E poi un personaggio assolutamente fantastico e meraviglioso, come ti direi, che era presidente del Partito Sardo d'Azione, scrittore, tutto. Come ti sei narrata? Presidente del suo Partito Sardo d'Azione. Sardo e Colombo. Michele Colombo. Allora, io questo chiedi da sempre a mammicare, ma con una semplicità assoluta. Una via, io ero vicepresidente sul Circolo Sardo di Bruxelles. Battista. Michele Colombo, O Battista? No, Michele Colombo. Di memoria. Allora, questa via che abbiamo fatto tutto sul gruppo folcloristico del Nugoro, sul gruppo Lotto Bene, e nella merennare, dopo che hanno fatto gli spettacoli in questo teatro che abbiamo organizzato, e qui se la fa a salutare questo siedo, che io ne schiavo manco Chitti, e tutti le che hanno tanta reverenza, e poi dopo mi sono informato, ma chi è, scusa, anche per questo, come non lo conosco, ma da quanto tempo viene da te? E quanto anno viene dai Noc? E se con tanta semplicità non ha mai nato Chitti, cioè ve lo demandai, ma voi siete a Chitti in Bruxelles? Ma io non so proprio come anneddo, se no che se via al quartino e su vino che ne avete in camminata, semplicemente così con tanta signorilità, ed è proprio stata una bellissima persona. È una persona d'elevatura, cioè insomma un intellettuale, sì. Punto, insomma, una persona importante, quindi ha sconnoto proprio una persona che è diventato un simbolo, è diventato, insomma. Sì, assolutamente. No, che si lamentano della marcia che ha fatto da Evida sua fino a Casteggio, o che non ha stilicherti in buca, non ha stilicherti in buca. Più corrotta, lo contaia de Gali, hanno contagliato sul conto del Colombo. E quindi
in questo ristorante praticamente potremmo narrare che si veste un po' più sviluppata la politica principale, che oramai l'Europa è diventata una specie di nazione comune, insomma, perlomeno chi è Io, vista l'internet dei gai, l'internet. Cara, io ho cominciato in che Europa mi pare di memoria in 8 nazioni, poi siamo arrivati a 27-28, dunque ho conosciuto tutto l'allargamento, d'altronde che sia stato curato da un cliente mio, un spagnolo, che si narra sempre Nicola Landamburu, che come pensionato, e ha fatto l'allargamento. Perciò poi sono stato, insomma, da 8 nazioni fino a Como sono stato un po' spettatore di tutta questa crescita dell'Europa, non riuscita tanto bene, ma comunque è scuso questo, ecco. Fino a abbandono come su inglese, che l'hanno che è un capomettissimo clientes inglesi, che in tutto canto scontrario a partire, purtroppo una volta tu vai. C'è stato un periodo in non è così di votare come ti diamo votare, ma comunque pare che esa cosa sia gai, poi vabbè. Poi, del resto non è che proprio intro, che sa moneta banna, quindi che non pede intro, non pede in fora, insomma. Non vedi no, che uno vede in America sempre, come sono stato. Ascolta, in Bruxelles, questo è il problema che vivi tutto canto, dai a largo, sono diversi attentati che bisogna stati da parte, insomma, un terrorista islamico, come la vivita tanne, come le divenne come. E noi l'abbiamo vissuta in una maniera drammaticissima, che poi è stato l'attentato all'aeroporto, l'attentato alla stazione metropolitana, ed è stata veramente una cosa orribile. E tutto questo accento si sono formate questa cellula islamica in una comune di Bruxelles che si chiama Molenbeek, che è a prevalenza islamica. Dunque, tu che hanno sei strada di Molenbeek e tu a casa Pusu, insomma, tu come enti europeo, a casa fuori, non credo manco se sei in Europa, dunque. E ovviamente si sono formati, sono questa madrasa islamica che hanno, insomma, formato questo tipo di mentalità fino a che sono partiti a fare, che sono attentato da Parigi, attentato da Londra, tutti ne da Bruxelles, tutti ne da questa comunità. È stata proprio su centri nocche. Come dopo tanti anni hanno cominciato a stringere veramente metissimo, non siamo metta più tranquillo, non capito più nulla. Però bisogna sempre di stare attento e penso che sono metta più attento di prima la polizia belga in modo da non poter tornare a questi problemi. Tempo fa che in Canavino hanno mandato un cazzato proprio su imam della moschea principale che si in dai Secusu, che sta in Bicento al metro dai Noc, che ha poi continuato a fare proselitismo di questo genere. Ma dunque, non è che va a mettere più attenzione. Bruxelles è stata assolutamente scioccata perché noi abbiamo usato qualche anno prima sul problema di questo criminale che si è Costanza Spizzina, questo Dutroux e chi la chiediano e chi non fatto in questa maniera. Dunque una cosa che non ha a Bruxelles è stato un periodo difficilissimo a livello morale, a livello di questo scontipisto che non potevano arrivare in tutti i domi, insomma, ecco. E poi Bruxelles viene adesso immaginario collettivo, di chi è internet è una collettività pullman, adesso non vivete, è diventata immaginario di una capitale, di una città di riferimento, in un versione a esprimere diverse aspettative. Io ho partecipato a diverse manifestazioni in Bruxelles, quindi bisogna stato diverse vie, una di queste vie sono al suo ristorante tuo e chi imita con Panzan in bascoso in esilio. Su zero poi dopo tu non vai al loco, siamo andati da un attimo
a un altro ristorante. Ma questo può narrare come a Bruxelles è vista sull'occhio non si è andata a esprimere aspirazioni del carattere generale. Vi sono stato per esempio che sono catalano che hanno invaso questa piazza dei Piazza Schumann, sì. No, la piazza dei Nartuetottu, questa piazza del centenario. Da Gran Place. Mi pare che viene... Perché su chi tutto a manifestare, dunque, la piazza intitolata Roberto Schumann, che è indannante su Berlemont e su posizione europea. Viene da Giovanni sempre a manifestare in cui, che stai no, che tu che manta mettere. Ma questa è una piazza manna che batte un palazzo intorno del centenario o delle... Il cinquantenario, questo è sul parco in dai secoli dei Cue, il parco dei cinquantenari, in dai questo enorme, questo a 200 metri da rotatoria Schumann. Qui bisogna che in questo catalano, ma in una massa enorme, cioè, sono investito sul referendum del 1 ottobre e in un poi Puigdemont è andato in esilio. Ecco, Puigdemont bel maienne da tia. No, non è vero, però io che in Belgio, che io capo mettissimo spagnolo, catalano, insomma, de 11 regioni in Spagna, da esempio, che Napoli metta è una regione, insomma, che noi abbiamo una certa affinità che sono spagnolo per ragioni storiche, come ti tu scrivevi. E spagnolo, le ambasciate spagnole, l'ambasciatore spagnolo è regolarmente, che eravamo in una dicchina fino a Viantieri, mi pare, no, in Zantieri, no, che Napoli. Che Napoli, ma sono regolarmente in occhio, sia ambasciata, sia giornalista del paese, sono tutti clienti, perciò hanno un contatto diretto. Ecco. In Bruxelles è una cosa che a via s'accento non vi pensa, che l'accento si concentra sull'Unione Europea. Però non bisogna dimenticare che Bruxelles è il segretariato principale del Senato e che impiega tanto sente che l'Unione Europea. Dunque sono due istituzioni le più importanti in campo. Noi in campo sul Consiglio europeo, naturalmente, la Commissione europea, sul Parlamento europeo distaccato da Strasburgo e la sede mondiale Senato, che è a qualche chilometro da Inoc verso l'aeroporto. Dunque, che data praticamente Bruxelles sono due cose più importanti in campo. Ecco, io intanto come ti prometto di mandare un messaggio a Puigdemont e di andare schienta a ti visitare, insomma. Ma in grande piacere. Cioè, io sono iscritto pure sul consiglio che ha istituito è un consiglio Consiglio della Repubblica Catalana, Zinarate non possono aderire, fino a che non sono catalano. Io cosa carta d'identità, insomma, posso votare in questo consiglio catalano, quindi abbiamo un buon rapporto e Leonardo chi ben stato a visitare, insomma. Ma che grande piacere, che è stato un mistuo. Comunque tu non sei salghereso, sei vizicheso. No, però è una cosa che è andata al di là del salgheresismo, sì, è una battuta solo. Una lotta possa sentire sua per su popolo suo. Ecco, Bruxelles però ha un nemico principale, ha Savranza. Isco io che dai Bruxelles, che hanno anche sul Parlamento in Strasburgo, partono due che tir penal de papiro, che hanno dai sul Parlamento europeo sede di Bruxelles a sede di Strasburgo, che ne è separata e poi tornano a caricare il due che tir de papiro perché lo queste macchine Pullman che ingate sull'Unione Europea, dove quando va bene sta plenare in Strasburgo caricano tutta questa cosa, praticamente il buitano sul Parlamento no che è tanta funzionale dell'Unione Europea e hanno in casa se Strasburgo, che a un certo momento la chiediamo a battere tutta a Bruxelles, sono francesi naturalmente si sono opposti, che se no non chiediamo a Strasburgo, che a Strasburgo non vi resta a nulla. Ed è stata una città in Alsazia, appunto, e basta, campana, e si sono opposti. Ed hanno creato questa specie di arranzamento che ha la principale è Strasburgo, questa plenaria si cerca in Bruxelles. Però questo mi scannano che appunto costa centinaia di mila euro, tutto questo va e viene.
per anni che tutto questo documento, su tutto questa cosa, che è una cosa assurda, però la Francia si oppone e dunque mantiene su interessi suoi, ecco poco che questo Noi speciale. non possiamo lamentare in Sardegna le schise apruite, che abbiamo, alla rana tornerà a istituire, come sono abolite, ma abbiamo tre province, che hanno due capoluoghi cada uno. Quindi a chi hanno stessa cosa, da Bruxelles che in Strasburgo, caricaiana uno tir, non due che tir che a Bruxelles, uno tir da Olbia a Tempio, a chi hanno riunione in Tempio, e poi tornano a caricare tutto, può tornare a Olbia. Esattamente stessa cosa che hanno tra Tortolì e la Nusei, la stessa cosa tra San Gavino e Tesinarata. Sì, so schiana, no che la Tesinarata, la provincia non statale, ma regionale, funziona anche in due province. Quindi trasportano da una sede all'altra, come esattamente succede. Questa cosa è incomprensibile che succede in Bruxelles. No, che succede È spreco del suinare saziente. Sì, non gli importa nulla, l'importante è di accontentare la clientela elettorale e in questo caso di Bruxelles la grandeur francese che vi tenia a la sede in locus. Certo, che se no in Strasburgo non vi resta nulla in occhio, che abbia un commissario estone che queria boccare addirittura tutto la sede di Bruxelles che queria creare un schinumbe che appunto in stufo di questa storia che centralizziamo in un'altra zona d'Europa in modo che non abbiamo questo problema, poi non se ne è fatto nulla, ecco. Bisognerà Callas, il commissario Sistoni, viene da 2 anni fa. Ecco, voglio tornare alla settimana di prima, che è importante, che io comprendo. Bruxelles si rende conto di questo ruolo che ha in mezzo in tutta Europa e quindi non ero tanto in tutta Europa solo, ma in questo immaginario collettivo del saziente. Cioè, canino che los pastores anche tu andiamo a narrare arziare Saocche, Floris, Felice Floris, ha caricato 1000 pastores in sa nave, poi su treno, e anche lo ha piazzato in Bruxelles. E c'è stata questa cosa, a narrare prulmanna, che è espressiva, è visibile del suo pastorio sardo, e a narrare la lotta sua, ecco. Sì. E vedi, si immaginario collettivo, fino al suo pastorio, Bruxelles è importante. È consapevole Bruxelles di questo ruolo? Ma se tu ti riferi all'assente di Bruxelles, a quello di Bruxelles, è namuscusto, siamo talmente abituati finché non si dia dei scioperi, di ogni maniera chi sono, che l'assente è diventato indifferente, anzi si disturbano, capite naturalmente, blocca sul traffico, va che goi, va che gas, l'assente che ha che danno, che noi schini sempre bene questa manifestazione, la polizia che carica, io la questa cosa pazzesca, che sono scardos che caricaiano, che sono enormes, che caricaiano sono manifestanti che podiano sal macchina perché girando attraverso, scardo che si era come in musca su passa al macchina, poi ne questo da canno sui no, che non si maniera, capito, in questo quartiere purtroppo non si colore, hai tutti ne hai no. Ma gli abitanti di Bruxelles si intende più disturbato che altro, in un certo senso, questa istituzione europea capuite e poi guadagnano troppo, sono impiegato, guadagnano troppo parlamentare, tutto è sta aumentato, che naturalmente una domo che costa 1.000 euro di affitto costa 1.000 chimbe e c'è un'influenza economica che naturalmente disturba. Però non si rende conto che Bruxelles è che l'Unione Europea ha dato un indotto più o manco di 400 miliardi a Bruxelles. E questo non se ne rende conto che appunto non li sto adesso direttamente, però è indirettamente però poi compra il domo, fa a casa affitto, compra la macchina, fu manicare, non si cosa, insomma, tutti ne spesi no, però il gusto non vi pesa, non gliene frega niente, insomma, ecco. Ma basta pensare solo alla logistica, a mente che hanno detto che questa manifestazione sono scatalano, non si busca iato un luogo non per dormire.
niente. Siamo de mizza de persone che sono muovite da questa maniera e quindi abbiamo bisogno di una logistica incredibile, insomma. Tutto questo è ricaduta a Bruxelles, a parte questo periodo di confinamento del coronavirus, è rarissimo accattare albergos, cioè, hanno un tasso di riempimento al 90%. Come naturalmente è un dramma che ha tutto brutto, che il turismo a team e via di seguito, come penso sia in tutte. Però tutta questa logistica non basta mai, capito? Non sempre che in albergo nuovo. L'aeroporto di Bruxelles viene da 30 anni fa, che è un piccolo aeroporto come te potesse Olbia, appunto un Paco Pullman. Adesso come è un aeroporto immenso, internazionale, tutto, e cresci in giro giustamente su che Bruxelles rappresenta. Infatti il nascostoso è che noi che andiamo in Ryanair non arriviamo a Bruxelles, arriviamo a Cosupi arrivate, sì. E arriviamo a Cuba, insomma, quindi ascolta, mi è capitato in manifestazioni in cui restando in piazzetta appunto del suo Parlamento europeo che appena scrivono una bandiera del Battle Morris, che noi sappiamo cosa che acchiamo, attaccamo al bandiera in cui in questo spallo che bisogna o Zilleri, insomma, che non fa qui tutto. Sono locali. In cui le attaccamo. E quindi non sono che colata iscritti che siamo sardo, era curziata, ma si binata curziato meta, vina sono che bicola tingue che in un auto snovato, lungo, e bicola sempre, è un autista sardo, non si via, non saluta, ma la comunità sarda in Bruxelles. Sì, siamo una comunità di chi mi mizza persone. Se a proposito della bandiera sarda, c'è un aneddoto che da contare. Io, mettissimo documenti, si entrata sul ristorante, c'è il Crest e Brigata Sassari. Dunque, che mi ha regalato un generale sardo che è un ammiraglio da passata. E comunque, allora mi domandano che ti rappresenta questo quattro muri in campo bianco, in questa croce. Allora io naturalmente mi sono informato, scusa, e ti spiego, questa è dalla battaglia di Alcorazza di Pietro I di Aragona, che hanno naturalmente invaso da Solmoroso e che commenta Bissuisse che è stato a conca solbato principe al Moro della posta di bandiera. Come monito, nonché torretta, se lo facciamo stamattina travaglio, insomma. E non si via devi spiegare questa storia. Ma poi lo scorso una nulla, non dico dei corsi che non mi sono informato, ma le Sardegna scusa questa storia da un Veneti. Questa è una bandiera con noi, cioè, la devi spiegare soprattutto su spagnolo, che sono curiosissimo di questa storia. Che ne schiera sempre tutto. Ma i solmatesi non rischiano tutto da un Veneto. Se sono dimenticato il batrocchetto sanno quasi del aragoneso, del catalano, di Sardegna, insomma. Meran, noi schini. Ti queria poter mandare, ma questa comunità sarda organizza qualche cosa, circolos o è presente? Allora, in Belgio abbiamo una decina di circolo sardo. Come io non ne ho più parte, non ho più tempo da metà anno di questa cosa, però a Bruxelles non che ne ha più. Capito, il circolo sardo è finanziato dalla regione Sardegna e penso che non lo possano più finanziare. Poi il circolo sardo a livello culturale non va proprio per nulla, è diventato sileri, si chiediamo, capito, sente a casa birra questa pur barata, e in circolo ci fu fatto può dividere so sardo che può unire, che naturalmente arrivano ai Niesi, per Iaia, questi costato, e di Prusa in Prusa, insomma in Bruxelles non che ne ha Prusa, capisco io. Nate la zona di Sud-Belgio, in zona tipo Limburgo, tipo Charleroi, tipo la Louviera, che un bebè a metta immigrazione di questa zona, di quest'epoca, di Salminieras, e che Bassardos e i Soldesardo naturalmente in un hanno una certa identità e una certa appartenenza alla terra nostra. E viene a schisiene in questa maniera, però insomma fatta festa sempre finisce sempre tra lucivini come teniamo,
Però almeno si accattano in questa zona, ma in Bruxelles ormai non capisco. E quindi ti è capitato di aver organizzato come ti capita in altri luoghi, carchi esta, carchi cantata, carchi di organizzare tenore, tennisco ballo o così via, non succediti. Beh, non succede, io l'ultima via che non è che ho parte, che avevo battuto 4 anni prima su Coro di Nugoro, in pare che in un gruppo teatrante di Sardegna, Fratelli Medas, che uniscono dello noi Mario Meda, mi pare che è un'arena, e abbiamo fatto in un teatro che nella comune di Bruxelles, una serata veramente magnifica, e sono sardo, l'abbiamo annunciata a tutti, hanno partecipato pochissimo, e hanno partecipato solo belgas, come curiosità, e invece hanno partecipato metà. Invece è stata una cosa abbastanza diversa. L'ultima via che sono venuto nello tenore di Vizi, che hanno fatto sul teatro principale, che è al centro, il teatro della Moneta, che sarebbe la Scala di Bruxelles, e che sono stati completamente pieno, che tutto è belga e è sardo, e in cui invece hanno partecipato moltissimo. Poi c'erano che erano finiti in occhi, che sono Quintanielli, che in tutto Sapanda, in Carlo Vio Subiato e Coselli, tutto quanto, insomma, di Pizzero, di tutto, insomma, Solvesso sul tenore di vista. E in cui stanno a dirsi, forse hanno un altro tipo di numeri, teatri pleno. Attirato, sul nome attirato, insomma. Sul numero e tenore di vizio bisogna mettere a conoscere. Io che allora adesso di vizio e metto a Milano, ma il tenore di vizio lo conosciamo, insomma, sente non sardo, se sente continentale, se sente vinasa spagnolo, se via di seguito. Tocca tenere il dare merito, tocca tenere il dare. Assolutamente. A Solvesso e a Sozzopono, è abbastanza su scuro. Tocca tenere il dare veramente merito, detto tu, perché in modo che bisogna stata questa conoscenza. Bene. Hai appuntato la cosa in conca del di mannare. Ecco, Zoschi bisogno sardos in cui che ne considerare tu che sei integrata abbastanza bene, sono integrato, si muovono bene in questo ambiente belgico. Sono perfettamente integrato, ormai sono sardo che sono in occhi, e allora, permettiamo questo. L'immigrazione non esiste più nel senso tradizionale. Chi inizia a lavorare a Bruxelles generalmente sente che ha studiato, che hanno titoli di vario genere, dunque sono più europeisti che sardo, si sentono che non hai no, e si integrano perfettamente in questo ambiente dei NOC, non catta mai applica su disco. Io ho problemi di culturali. Ecco, quando siamo venuti a Bruxelles a fare una manifestazione per la comunità europea, noi abbiamo già fatto un volantino e pro rispetto del Belgio, che sicuramente abbiamo amigos independentistas a Fiammingo, abbiamo iscritto su volantino pure in Fiammingo. Noi siamo trovati a scrivere in Fiammingo, però siamo riusciti a scrivere tramite gente chi, insomma, chi è stato in Belgio. Isco chi visto de Virginia, de Virginia, le sorelle tue, insomma. Le Venere. Le Venere. Hai detto pure su Fiammingo. Beh, è normale che poi dunque, Sorremea sul ristorante che che sa cosa, che in zona Fiamminga. E in cosa tutto, dunque, è Fiammingo. Nel pote mio hai dato benissimo su francese, che è scritto in Bruxelles, è nato 20 anni fa, che abbiamo aperto questo ristorante a Cunò. Michele Sinarat è perfettamente trilingue, diciamo, inglese, fiammingo e francofono, che l'italiano l'hai da benissimo sicuro. Dunque, naturalmente scrivere che su Belgio è diviso in 3 tipi linguistici, ossia la zona francofona, la zona fiamminga e la zona germanofona. Dunque, ma la zona principale sono 2, le Fiandre, che è su Fiammingo, e la zona della Vallonia, che sono su francese. Bruxelles è una città in territorio fiammingo, però si arredano dal 90 a Tim Prochent in francese.
Poi che tutte le istituzioni sono una lingua internazionale del francese, dunque per questo che si è sviluppato questo francese che lui amico. Ma generalmente su belga è obbligato, fino a questo nostro, giocando nella scuola, di essere bilingue, insegnamento sia che in due lingue. A Bruxelles principalmente in francese, però data 2 o 3 ore a Chita in fiammingo. Dunque, se tu che hai un impiego, deve essere bilingue, se no, no trilingue che all'umisso, che si inglese. Fino a hanno una forza politica non indifferente sul fiammingo. È una forza assolutamente maggioritaria, ovviamente storia. Beh, noi mettissimo il fiammingo, a parte come che un francese, un francofono, Michel come primo ministro, quasi sempre in fiammingo. Poi c'è stato, insomma, usato l'italiano di rubo prima, dipende su come l'accordo schiacchiano, ma quando Di Rupo è stato eletto primo ministro, ultimo quasi 600 giorni che non cade il governo, no? Dunque hanno evitato l'arranzamento politico. E come siamo in questa situazione? Noi siamo nel governo, abbiamo solo il governo provvisorio, ma... Beh, sa con terra che a risolvere tra... Ah sì, tra Viamingos e francofono sono una terra che dura da sempre. Io ho apito occasione dello sconoscere, ti conto la verità, è come che nell'olvidere sono esponente indipendentista al fiammingo a essere un olbatoranno, però prima abbiamo smesso a prusa occasione che esistia un organismo che si chiama Conseu, Conferenza delle Nazioni Senza Stato, che lo abbiamo ospitato pure in Sardegna sul fiammingo, e quindi io non lo conosco bene che a prima, però non si scambiamo il gallo mail, non si scambiamo e così via, insomma, alla so sempre Sichin, la questione. Soprattutto un gruppo estremista, diciamo di indipendenza estremista, che Waters, che è il presidente, che è un cliente mio, e che come l'ultima elezione si è attappato una marea di voti, e Vinas si è andata a nuova elezione, insomma, non si commentano tra gruppi dei separatisti al fiammingo. E io penso che prima o poi, come te pensiamo tutti, in Belgio c'è un problema che si deve risolvere nella separazione del suolo linguistico. Sì, sì, sì. Lisco, io non in merito caso io pure un indipendentista e sì, quindi sì, passare ancora la politica, però isco che la situazione chi prima o poi deve arrivare appunto a... Il problema è sempre se Europa, come ti scrive, se Europa permette a sol belga di separare, deve permettere a sol catalano, a sol basco e via di seguito, a sol sardo, a sol scorso, a sol corsicano e via di seguito. Dunque, creato un precedente che l'Europa non si chiede permettere. Beh, che si scozia a essere David Walker, insomma, che gli scozzesi metta probabilmente votano il referendum post indipendenza e lo ingene e hanno fatto che dimanda l'Europa di entrare in Europa. Quindi io sono in contrarissimo questa separazione di Europa sui scozzesi, io sono in contrario, dunque si chiede indipendenza, a giusta ragione. E poi cherano entrare in Europa e se Europa li narrare Embo o no, li deve narrare che gli scozzesi non hanno fatto il dimanda di entrare in Europa. Un problema che abbiamo da affrontare. Chiediti, sai che poi sugli scozzesi c'è una diatriba un po' secolare che sugli inglesi, sulle separazioni che dura da secoli. E isso giustamente si intende, non accetta che l'Inghilterra che su Brexit è dato imposto ed essere fuori dall'Europa, a giusta ragione. Certo. Noi abbiamo stato in Edimburgo in una manifestazione appunto di indipendentista di scozzesi, ma non ti narro come nos hanno collitto. Pariamo un naschito sinie, pariamo un naschito. Ed è una familiarità incredibile questo popolo scozzese. Io un capo metas clientes, ma sono caratterialmente completamente diverso da sos inglesi, completamente diverso, molto più affabili, molto più sportivi in tutti i sensi, se potremmo narrare voi, ecco. Non va paragone sul carattere, si scozzese, irlandese, questo tipo, su inglese tutto un altro carattere.
E poi noi, Scozia e Irlanda, io lo scamo, sono italiano del nord praticamente, in un certo senso di affabilità e di umanità, nel senso del contatto umano. Ecco. Poi sono messo pastore di sospuro, sono sente le campane. Esatto, esatto, forse scusa non sono legale il plus. E te capita in BCTV in questo inchinato virtuale Beh, è fantastico questo che hai creato. dare del tutto capita, Giulio. È una cosa fantastica, io ne sono veramente incantato. Questo contatto a me mi fa che non viene macco, capite? Boh, mi scuso che sei dai vizi, su vizi che non parlo la perdere, tu che io da piscina minore se ne chinusieri, forse qualche parola mi scivola di incarcata la limba. Ma comunque sono felicissimo di questo momento e do un grande saluto a Said e a, tutto, a chi mi conosce e a chi non mi conosce, da tutto canto, naturalmente. Pure da Argentina, Angela Solina, saluto Ormanno da Argentina. Noi scusi, scommetto, ma lo gioca a destra, lo gioca. Ah, non ho idea, non mi esce a destra. Ma live commento, non ho cliccato su, ecco. Deve esprimere adesso scommetto. Clicco, ecco appunto, noi che è nata Diego Manca, Stefania Mele, Angela Solina, hai voglia. Saluto Daniele, Diego Manca, Daniele. Favoloso. Patrizia Mele è parente tua, te salutanne. Sì, sì, Giuliano Fancello, Patrizia cugina mia, infatti. È bellissimo questo, non mi avevo pensato a cliccare. Stefania, che è una netta amica, parte mio, insomma. E quindi tu ichinato mannu. Su ichinato, insomma. Cannucciras. Beh, è una cosa bellissima. Beh. Che io che te non siete, siamo sempre stato il vizicheso, ma non ti viaggiare. Già sì. Cioè, l'attavismo è restato, insomma, l'attaccamento a Sazzente e a Satterranoce. Giorgia Sproni in arraiata a Sanassone. A Sanassone. Ecco, dei non be slocchi non ben naschito, no? Praticamente Sanassone sono Sarraichina, come te la Sarraichina. Beh, su che andiamo in visse, che hanno in canna, se perde la limba, spirito Sarraichina, spirito non si cosa. Non si cosa. Purtroppo succede. Metà gente che sono vissuto le viste dopo 3 mesi, da anni, non vi stai a Napoli, è una cosa. Succede se abbina a Kusu che servite BCTV a tornare, Sarraichina al de Salimba, cercare non tornare a suo anticorio, a cercare la sparaula spusantica, eccetera, eccetera. No, vabbè. Cioè, Salimba chissà è data e che si può dare non si dice. E chissà che le abbiamo già dato oggi delle cose importanti, abbiamo già dato del Parlamento europeo, della Commissione europea, abbiamo già dato di tutto e l'abbiamo fatto in sardo. L'abbiamo fatto in sardo, infatti. Io in ho capo fattissima occasione della praticare la lingua mia, naturalmente, che hanno telefono a domo, che fate il mio, o chi sono mia, andiamo automaticamente in sardo, che ne di riconoscere da dare in italiano. E questa è una cosa automatica. Però oggi in questa regione che ne Quinteco è veramente una rimpatriata di chi mandato che ne dai secoli. È una Giulio, cosa che mi tocca a me. Più o meno colata, non siamo già raionati, insomma. Ti ringrazio infinitamente di questa possibilità che mi ha dato, veramente bustiare. Chi reatera di questa raionata, andiamo a fare lateras, come a fare una raionata che in un uizzo di Mamaseda, che satiro, che ha raionato già chi in fiorentino, come aveva raionato Nino, Polmino è il de su Kimbanta Kimbe, mi pare, Nino, una cosa sul genere, però ha pure un'esperienza particolare. Non è in forasa, è in stato italiano, ma ha però un'esperienza importante su Mattessi Vina Sasua. Che seppure è partito più o meno, ma non a Ozieri, è partito a Grosseto, a Grosseto, vabbè, è partito insomma in continente che in tutta la famiglia ha un'età di 8-9 anni, insomma. Quindi, però
vivete sa nazione, la vivete i sepuru. Cioè, è stato into e sarraichina già giocato di essere nascito in bici. Ma io ho partito male, ho 26 anni, ma che uno che parte piscina di minore voi che chi galusa a questa trazione possa ir da giù è una cosa fantastica, è una cosa che l'asi su zampe, ecco, saranno come te la potremmo scramare, ma è una cosa veramente importantissima. Non solo Giulia, Giulia ha intervistato fino al Fizzoso de Sardo, nascito Sinies, il Fizzos per esempio di Salvatore Cannas, che Rosita per esempio ha intervistato, che hanno un'azienda in continente, un'azienda manna, che ne viene agriturismo, che ne tanta scorsa, tanta iniziativa, e non è nascita in bici, ma ha sempre vivuto il sanassone di Zichesa, cioè in famiglia praticamente in un luogo diverso, ma su vivere l'ammanteso. Questo non che non si sono integrati assolutamente, sono cose diverse, tu ti puoi integrare benissimo, ma mantenere sarai chi tua, anzi trasmettisi giustamente. Io no che quando il cliente al mio mi domandano a dobbiamo andare in Sardegna come andiamo in Sardegna, io lo scusisso sempre il sistema anche degli agriturismo, delle cose che ha un'idea sbagliata che tutte le cose smeralda, no. Non è che spara come te cosa smeralda sull'albergo in Sardegna. Io quando ando in Sardegna ti voglio girare mi incanno da un turismo a un attimo e tu clicca su internet a casa commento e ti separa su chi ti conveniti, però visitas a un prezzo ragionevole e attaccati a questo ambiente sardo che tu è il agriturismo ti permette di stare in mezzo di sassente, di stare conviviale in una maniera che ha un contatto diretto con il sardo. In un albergo di lusso ti contattuas, non ha nulla. Non conosco, potete essere in Papuasia invece di essere in Costa Smeralda, insomma. No? Assolutamente, assolutamente. Tu hai in certo loco che tu entri nel sistema alberghiero, tu arrivi a Senia, che non ti incanna poter applicare la Sardegna non ho visto nulla, non ho conosciuto nulla. Adesso bisogna anche pubblicità per promuovere i prodotti, il turismo, ma il turismo chi gira sente, chi hanno messo di sardo. Ma voi sardi siete difficili. No, per esempio, tu il canale di Sardegna, vieni in Ustilleri, sta giù Pisese, su sardo vieni sempre attaccato a usarsi un pochino diffidente agli inizi, però se tieni ti convertire una tassa di vino, te la via schinissa e sappi poi come ti sei. No, che per Patrizia Giulio che nanne Giulio ite ammentos in preta sorta. Tanto preta sorte è il nome di azienda nostra di famiglia Nuzieri, no? Se n'era preta sorte che ma disgraziatamente non sorta conuta, hai voglia di ammento. Un abbraccio Patrizia e un abbraccio a tutti che sono iscritti. Bene, nos salutiamo Giulio, a me sorridere. Grazie di tutto. Non mancare delle attività. Noi spero che ti chienza sono di a Bruxelles, sono un bisogno del telefono mio, lo Iuc, se ha contato il mio Rosata, perciò mettissimo piacere di non vedere le persone. Mi ha che piacere, guarda, mi ha che piacere. E poi ti presento suo amico nostro catalano, e basco e tutto che dopo prendo, non ti preoccupi. Che a Pusimon. Ti mando su messaggio, Leonardo. Non manca il decolare in dal padrino che cosa sono è sardo e quindi che zona in che zona neutra poi se non si preoccupi. Un abbraccio virtuale a tutti, okay? A me sorridere restano poco collegato Giulio che hanno salutiamo noi sì. Cosa collegamento in diretta.